Puntata numero 15 di Penalty, amici sportivi siciliani, ben ritrovati su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per questa puntata come al solito dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Siamo in onda come al solito tutte le domeniche a partire dalle 18:30 su Gold 78, la replica anche il lunedì sera come al solito alle 23:30 e voglio anche ricordare la replica per quanto riguarda la Costa Ionica sul canale 114 di Persona TV. Siamo anche in diretta streaming in questo momento sulla pagina Facebook Tortorici Ettore. Come al solito diamo subito spazio ai nostri ospiti. In questa puntata numero 15 abbiamo nella prima parte un parterre molto interessante. Vado subito a salutare il direttore generale del Ragusa Calcio, il nostro Santo Palma, che rivedo con tanto piacere. Buonasera Ettore. Buonasera, sei contentissimo. Anche se sono responsabile della tecnica, non sono direttore generale, non mi pare io prendere non ti voglio dare un ruolo più del dovuto, però secondo me sappiamo benissimo che ruolo hai in questo Ragusa di quest'anno, dai, è inutile nasconderlo. Mettiamo quasi un generale. No, ho il ruolo che mi spetta e che ho svolto Sei insieme contento? Sei contento di questa stagione iniziale? Non ancora, perché sì, stiamo facendo bene, però ancora per essere contento dobbiamo raggiungere l'obiettivo. È vero, Quando hai ragione. Poi Mai dire mai subito, perché chiaramente ancora mancano parecchie partite. Siete chiaramente in questo momento in corsa sia in Coppa che in campionato, anche se la vittoria di sabato probabilmente ha scritto, non dico una parola fine, però ha messo un tassello importante. Manca ancora, è ovvio, questo è il momento importante dei campionati, siamo a febbraio, inutile nasconderci, inutile dire le solite stupidaggini. Abbiamo il nostro destino nelle mani per quel che riguarda il campionato e quindi bene così. Benissimo, per questo benissimo. siamo stati attrezzati. Quindi... Bravo. Proseguendo, abbiamo un allenatore giovane, in questo momento insomma è allenatore in seconda al Catania San Pio X, però è stato un giocatore importante del calcio dilettantistico siciliano, Davide Vadalà, che salutiamo. Grazie. Catania San Pio X, che oggi insomma a Giarre ha perso una partita non importantissima, però insomma tornare a casa almeno con un punto sarebbe stato probabilmente importante. Ettore, ci abbiamo provato, grazie innanzitutto dell'invito. Grazie grossi amici, per mi sono accettato. Trovato qui, direttore Santo, il mio amico Santo Torre, che abbiamo giocato assieme qui Avete a giocato Giarre, insieme, quindi infatti. oggi sono tornato a rivedere un po' quel campo in cui ci ho giocato parecchi anni. Non parliamo delle condizioni del campo, perché posso immaginare che è un sarai po' di rimasto anche tu malinconia, esterefatto. Sì, io ci ho giocato quando ero in erba, tribune gremite di Vederli in pubblico. queste condizioni un po', Un po' mi ha lasciato dispiace. perplesso, ho detto come mai ancora questo calcio non va avanti come va avanti un po', si evolve la tecnologia, si evolve un po' tutto. Vabbè, Però va bene così. speriamo che insomma qualche cosa possa cambiare a partire dalla prossima stagione. So che a Giarre insomma c'è un interessamento anche da parte dell'amministrazione per cercare anche di adeguarlo questo campo, perché in questo momento ha sicuramente grande deficit rispetto a tante altre strutture della nostra Sicilia. Un saluto anche ad una bandiera del Giarre, ad una bandiera del calcio siciliano, Santo Torre. Ciao Santino, ben trovato. Ciao Ettore. Tu non alleni i grandi, alleni volutamente i settori giovanili, sei un responsabile tecnico della scuola calcio Ionia, però è anche vero insomma che ha impastato calcio a quantità esagerata, giustamente lo sottolineava anche il nostro Santo Palma. Sì, qualcosina l'ho fatta. Qualche cosina l'hai fatta, e come se l'hai fatta? Diciamo... Ma non ti manca quel calcio? Perché hai deciso di insomma lavorare principalmente con i ragazzi? Ho 43 anni, mi manca però. Ti manca nel senso, Sì, vabbè, no, da allenatore sinceramente però quello dei grandi no. non ti appartiene. No. Ho fatto questa scelta e per adesso sono felice. Parallelamente sto facendo proprio un percorso proprio di formazione dal basso dei ragazzini, ed è una cosa che mi sta... Arriveranno tantissime soddisfazioni, ne sono pienamente convinto. Lo spero, però già me le sto prendendo nel mio piccolo, perché vedere crescere i ragazzini è qualcosa di incredibile. Grandissima soddisfazione. Con i nostri ospiti chiaramente parleremo del campionato di Serie D e anche dei due gironi del campionato di eccellenza. Subito il tabellino per quanto riguarda il campionato di Serie D. Oggi si è disputata la settima giornata di ritorno. Bari batte Locri 3-0, Aciriale batte Cittanovese 2-0, Turis Marsala 0-0, Castrovillari Messina 0-0, Igea Virtus Nocerina 0-0, Palmese Roccella 1-1, Gela Rotonda 1-1.
Città di Messina batte San Cataldese 3-2 ed infine Portici Troina 0-0. Classifica importantissima perché smuove sempre di più l'avanzata della Ciriale e come al solito c'è una conferma anche da parte del Bari che rimane in testa con 58 punti, 47 per la Turris, 39 per la Ciriale, 37 per Marsala e Cittanovese, 36 per Gela e Portici, 34 Castrovillari, 32 punti per Palmese, Nocerina e Troina, 27 Città di Messina, 26 Locri, 25 Messina e Roccella, 24 per la San Cataldese, 17 punti per la Rotonda ed infine chiude il Gea Virtus con 16 punti. Passiamo anche al tabellino della prossima giornata, sarà la giornata numero 8, eccola qui, Bari a Ciriale. Questa sicuramente sarà una partita molto interessante, non soltanto insomma per quanto riguarda il campionato di Serie D, ma anche per il blasone di entrambe le squadre. San Cataldese Castrovillari, Rotonda Città di Messina, Roccella Gela, Marsala Igea Virtus, Messina Locri, Troina Palmese, Nocerina Portici e Cittanovese Turris. Prima di andare a vedere gli highlights della Ciriale che ha vinto in casa una partita molto interessante, molto impegnativa con la Cittanovese, voglio dare uno sguardo anche al giudizio e voglio sentire il giudizio dei nostri tre ospiti. Iniziamo con Santo. Allora, caro Palma, diciamolo pure, questa Ciriale da qualche domenica sta facendo un po' sognare sia gli acesi ma soprattutto anche i tifosi siciliani. Adesso domenica prossima c'è una partita importantissima a Bari. Come vedi l'andamento attuale della squadra di Romano? La Ciriale sta facendo veramente bene perché comunque poi è anche una squadra abbastanza fatta in un certo modo, sin dall'inizio. Ha dei criteri? Assolutamente sì, ha tanti giovani interessanti, secondo me tra i più interessanti della Sicilia. Un portiere che è navigato, marcato il 98, ha già vinto anche campionati, due grandi difensori, in mezzo al campo ha trovato Capitan Savonarola che è tornato a grandi livelli, a grandissimi. Grande gol sabato. Peppe sente tanto la responsabilità da Cese, anzi gli faccio i complimenti e poi là davanti ha trovato Manfredotti che ha fatto tanti gol e quando hai un attaccante che fa tanti gol con gli esterni che lo aiutano. Hai già risolto metà del tuo problema in avanti. Assolutamente sì, hanno anche Manfred che è un 99 interessantissimo che ha già fatto 4-5 gol, quindi una buona squadra. È una buona squadra. È andata benissimo sia prima da Carlo Breve e che adesso da Pippetto Romano. Davide, invece è chiaro che ormai insomma si fa corsa sul secondo posto, sul terzo per cercare di attivare una buona posizione in vista di questi playoff che lasciano il tempo che trovano. Il Bari ha fatto un campionato a parte, però io credo che la Ciriale domenica se la andrà a giocare a 360 gradi. Ma la Ciriale presumo che col cambio di allenatore, io ho grossa stima anche in Carlo Breve, ma Romano sta facendo bene. Secondo me c'è stata molta disponibilità da parte dei ragazzi, hanno avuto entusiasmo su qualche risultato e stanno cavalcando l'onda. Quindi andranno a Bari con quell'entusiasmo del grosso stadio. Sicuramente è una squadra Bari di altre categorie, però questo Bari Ciriale mi ricorda categorie passate importanti. Bravo, sì. Quindi giocheranno con quella spensieratezza che secondo me potrebbe anche uscire un risultato positivo, ma qualora non ci fosse non è un bene problema. Pure. Santino, ci vuole questo pizzico di pazzia, lo diceva giustamente anche Davide, quando vai ad incontrare importanti compagini, e sicuramente il Bari lo è, devi essere un po' folle, giocarti tutto per tutto, sapendo che anche una sconfitta potrebbe anche comunque insomma essere positiva se dietro c'è anche una partita di spavalderia e determinazione. Vabbè, mai partire sconfitti. Chiaro. Comunque deve sfruttare il momento positivo, l'entusiasmo, la Ciriale, anche se so che il Bari Bari è tosto, no? È fuori portata. È fuori portata. Non so, c'è gente che è scesa dalla B per andare a giocare in una piazza come Bari. Perciò secondo me ci deve credere, deve sfruttare il momento di peccato questo Bari quest'anno in questa categoria, cioè ha un po' spiazzato anche i sogni di qualche altra società probabilmente. Togliendo Bari, stesso anche a Ciriale. Alla fine come blasone c'è poca roba. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights proprio della bella vittoria di sabato davanti ad un pubblico molto intenso, molto accattivante, accese, che ha seguito questa vittoria della squadra di Pippetto Fichera. È l'anticipo serale della 24esima giornata del campionato di Serie D Girone I, in campo a Ciriale e Cittanovese, due squadre che stanno davvero facendo molto bene in campionato.
La battuta insidiosa, attenzione, la possibilità limite per questa palla giocata da Madonia al centro, Savaro, il tiro e la palla a rete, il gol e no, c'è fuori gioco. Centralmente il pallone non passa, lo recupera successivamente la Cireale, se ne può andare, Savaro è solo, Savaro, il tiro e la palla a rete, il gol della Cireale con il capitano Beppe Savaro al minuto 37 di questo primo tempo. La sblocca la Cireale, ha la possibilità di accentrarsi, palla dentro, Crucitti, possiamo regolare, Crucitti, esce Biondi, lo atterra, c'è calcio di rigore. Rigore per la Cittanovese. Parte Crucitti, il tiro e la parata di Cristian Biondi a neutralizzare il rigore di Crucitti e manda il pallone in calcio d'angolo. Al 37esimo, attenzione, pallone insidioso, Biondi le spinge, rigore a Crucitti. Palla in avanti, Manfred! Il raddoppio di Matteo Manfred, 2-0, colpo di testa di Matteo Manfred per il raddoppio a Granata con il tupparello, davvero, col morale a 1000. E il triplice fischio arriva in questo istante, dopo 4 minuti di recupero la Cireale può festeggiare la quinta vittoria consecutiva in campionato. Chiedo scusa giustamente a Pippetto Romano, ma saluto anche nel frattempo un'altra leggenda del calcio siciliano che è Pippetto Fichera. Allora, parlando di questo Aciriale, adesso ci sentiamo le interviste del post gara proprio a Pippetto Romano, ma anche con il direttore generale Giuseppe Fasone e anche del mister della Cittanovese, nonché anche il Beppe Savaronò, che il nostro santo conosce molto bene. Sentiamo le interviste post gara. No, siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita, 3 punti importantissimi che ci avvicinano a quello che era il nostro ed è il nostro obiettivo primario, e in questo momento direi che siamo al 90% quasi fuori da tutte le situazioni di pericolo, però ancora ci bisogna fare qualche punto per avere la matematica certezza di una salvezza conquistata con merito. Sono contento, la squadra ha disputato un'ottima gara, in special modo nel primo tempo dove siamo stati aggressivi. Sapevamo di incontrare una buona squadra, infatti la Cittanovese secondo me è una delle squadre più forti che ho incontrato per organizzazione, per qualità. Direi che alla fine abbiamo vinto con merito. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare, siamo consapevoli delle nostre forze, i risultati che abbiamo ottenuto non sono venuti casualmente, sono venuti perché abbiamo ricompattato un gruppo importante, un gruppo che ci crede, un gruppo che lavora bene, aiutati da tutta la società, perché la società in questo momento non ci sta facendo mancare niente, ci è stata sempre vicina, a cominciare dai direttori, perciò la gente ci avvicina e si sostiene. Abbiamo preso fiducia e direi che i ragazzi veramente vanno a loro i più grossi complimenti perché se li meritano. Con tutto l'impegno che mettono questi ragazzi, col mister che riesce a tirare fuori tutto quello che hanno sti ragazzi, con una società, il direttore sportivo, il direttore dell'area tecnica che sono impegnati 24 ore al giorno, forse dico anche più, se si può dire più di 24 ore, tutti che lavorano con armonia, dico è veramente un piacere vivere nel calcio. La qualità della Cireale la conoscevamo, ritengo che poi alla fine, sai, commentare una sconfitta per 2-0 tra l'altro dopo una prestazione simile ti lascia un po' di rabbia, di amarezza, però nel calcio poi alla fine conta solo il risultato, così dicono, non sono di questa idea, però alla fine i punti sono quelli. Io ritengo che già il pareggio
per quello che si era visto in campo era un po' stretto a noi per quello che avevamo fatto nei due tempi, però noi abbiamo commesso 2 leggerezze, loro ci hanno puniti, loro per demerito nostro, per bravura dei loro difensori centrali in particolare, per bravura del loro portiere che a 5 minuti dalla fine ha fatto quell'apparato, quel rigore a Crucitti, poi alla fine dobbiamo accettare il risultato del campo. Ma partiamo soprattutto da un grande primo tempo, quello che magari non avevamo fatto a San Cataldo, quindi avevamo parlato in settimana che dovevamo migliorare questo approccio alla partita col mister e la squadra, quindi penso che l'abbiamo affrontata in maniera giusta e nonostante tutto penso che abbiamo affrontato un'ottima squadra che ci ha dato del filo da torcere, come magari è giusto che sia, perché si sono buttati tutti in avanti, ci hanno messo un po' in difficoltà per 20-25 minuti del secondo tempo, però diciamo che siamo stati bravi. Bravo anche Christian a parare il rigore in un momento fondamentale della partita. Complimenti dunque alla Ciriale, che domenica prossima affronterà questa importantissima partita a Bari. Sarà una grande partita. Ci sarà sicuramente un grandissimo spettacolo anche di pubblico, perché insomma sicuramente da Ciriale saranno molti tifosi che seguiranno la squadra che in questo momento sicuramente sta attraversando un momento della stagione sicuramente positivo. Passiamo adesso al campionato di eccellenza, subito i risultati di questa settima giornata di ritorno. Parliamo del girone A, chiaramente. Alba Alcamo batte Cus Palermo 2-0, Città di Sant'Agata batte Castellammare 2-0, Licata batte Sport Club Marsala 3-2, 3-0 del Mazzara con la Nuova Caccamo, 3-2 Dattilo Noir batte il Mussomeli, pareggio tra Geraci e Parmonval, vittoria del Pro Favara 4-1 con il Partinica Audace ed infine Canicattì batte Castelbuono 4-0. In poche parole tutte le 3 squadre nella zona alta della classifica hanno vinto. Guardiamo la classifica che rimane immutata rispetto a 7 giorni fa. Licata 58 punti, 52 per il Canicattì, 45 Città di Sant'Agata, 40 Dattilo Noir, 37 Mazzara e Parmonval, 32 Geraci, 31 punti per il Pro Favara, 29 per Alba Alcamo, 28 Castellammare, 26 Mussomeli, 20 Marsala, 17 Cus Palermo, 15 punti Nuova Caccamo, 11 punti per il Partinica Audace ed infine chiude la classifica il Castelbuono con 6 punti. Voglio subito vedere il tabellino della prossima giornata, sarà la giornata numero 8, domenica prossima, domenica 24 di febbraio. Castelbuono Cus Palermo, Partinica Audace Canicattì, Licata Castellammare, Parmonval Dattilo Noir, Città di Sant'Agata Geraci, Alba Alcamo Nuova Caccamo, Mussomeli Pro Favara ed infine chiuderà Mazzara Sport Club Marsala. Sarà quindi credo una giornata abbastanza interlocutoria. Subito il parere con i nostri ospiti. È un girone a 3, anche se bene o male forse probabilmente questa sarà la classifica finale, guardando attualmente i risultati delle 3 squadre che sono al vertice. Che ne pensi, Santo? Oppure potrebbe succedere qualcosa di qua alla fine della stagione? No, la ritengo una cosa veramente difficile, anche perché ci troviamo in presenza di una corazzata, perché Licata è una corazzata, una squadra veramente fortissima per la categoria che fa, con 3 attaccanti al di fuori della media. Assolutamente. Poi avevano un piccolo problemino in mezzo al campo, sono andato a prendere il miglior giocatore dell'eccellenza Girone B, togliendolo al Camarro e decretandone definitivamente quasi la resa. Quando hai queste società così organizzate, così forti in questa categoria, con un pubblico come quello che stiamo vedendo nelle immagini. Licata è una piazza che ha bisogno la Serie D, ha bisogno la Serie D. Licata è una piazza come Ciriale, una piazza che vive di calcio, una piazza calda, e quando hai la fortuna di vivere queste annate qui ti posso veramente dire che sono fantastiche, e Licata secondo me
giustamente andrà in Serie D, anche perché ha combattuto contro altre due grandi squadre. Infatti Canicattì e Città di Sant'Agata, che non sono certamente ho avuto modo di le ultime vedere arrivate. il Canicattì in finale di Coppa Italia, è veramente un'ottima squadra, 3-4 giocatori importantissimi. Ma secondo in te categoria. il Canicattì ha un po' abbandonato l'idea di agganciare il Licata con il fatto che potrebbe tentare l'ascesa con la Coppa? Beh, avrà comunque un po' di tempo e il Canicattì sa che è difficilissimo che il Licata possa sbagliare 2 partite, non una, 2 partite. È vero. Perché quando il vantaggio è di 2 partite a 6 turni alla fine contro queste squadre è veramente difficile crederci. È difficile. Anche perché tu non devi sbagliare mai. Quindi penso che comunque cercheranno di gestire un po' il tutto. Abbiamo già delle immagini proprio del Canicattì, Davide. È un Canicattì che comunque ha dimostrato, e l'ha confermato appunto anche Santopalma, che ha dalla sua una qualità tecnica certamente non inferiore al Licata, però qualche punto in meno ha un po' determinato questo suo posizionamento al secondo posto. Rimane una bella vittoria di Coppa. Come andrà? Tenterà la Coppa oppure proseguirà all'inseguimento, secondo te? Allora, io ritengo che dentro lo spogliatoio i ragazzi hanno la consapevolezza che davanti hanno una squadra importante e ritengo che comunque ci crederanno fino alla fine. La vittoria della Coppa gli ha dato comunque consapevolezza di essere una squadra importante, ma dalla sua anche numeri buoni, perché mi pare che ha la miglior difesa, però il Licata al momento a livello di numeri è anche un rullo compressore, il miglior attacco, è il capocannoniere del girone, ha fatto non so quante partite consecutive, forse 12, quindi io ritengo che poi praticamente l'ultima sconfitta è stata proprio a Canicattì all'andata. E poi dopodiché è un filotto continuo. I numeri non si possono nascondere. Non si possono nascondere. Santino, non si possono nascondere, dispiace un po' che un mister come Venuto, attualmente al terzo posto, insomma, debba essere quasi solo uno spettatore di questo duello. Tu che ne pensi? Però Venuto è duro a morire, diciamo, tra virgolette, perché c'è sempre il terno all'otto dei playoff, perché paradossalmente è più difficile tramite la Coppa, se non ricordo male. Sì, devi fare poi una fase nazionale. È molto più, perciò tramite i playoff magari già Venuto starà preparando. Sta preparando perché insomma la sua esperienza lo porta a valutare forse molto di più rispetto... ha una grande esperienza in tal senso, poi veramente non conosco il valore delle squadre come... So che il Licata, da quello che so, ha una corazzata veramente, poi ha l'esperienza, cose lì... Non dimentichiamoci che c'è anche un certo Campanella che in fatto di secondo campionati ne ha vinti tanti. Io credo che per gestire uno spogliatoio come quello ci vuole un allenatore. Ci vuole un allenatore. Perciò credo che il Licata la spunterà alla grande e poi lì, ripeto, secondo me la Coppa è più difficile. È più difficile, quindi tenterà sicuramente insomma la carta playoff. Passiamo adesso al girone B del campionato di eccellenza, un girone che riserva sempre ogni domenica tante sorprese. Anche questa domenica sono arrivate insomma le sorprese con qualche risultato un po' inaspettato, senza nulla togliere chiaramente il merito a chi ha invece vinto una partita che sulla carta sicuramente si presentava difficile. Guardiamo il tabellino di questa settima giornata, eccolo qua il risultato un po' che spiazza, ma vogliamo dare chiaramente merito anche all'Atletico Catania che da qualche settimana a questa parte sicuramente è in ascesa. Atletico Catania che batte la capolista Biancavilla 1-0, Santa Croce che si conferma battendo il Camaro 2-1, Giarre che purtroppo ha battuto il qui presente Davide 1-0, il Catania San Pio X, la Ionica che vince una partita importantissima ottica salvezza con il Città di Rosolini per 2-1, conferma del Marina di Ragusa 2-0 a Milazzo, pareggio tra Città di Scordia e Palazzolo ed infine sonante vittoria del Paternò 6-1 con il Terme Vigliatore che a questo punto credo che abbia un po' abbandonato idee playoff. Dai risultati passiamo subito alla classifica dove c'è questa conferma chiaramente del Marina di Ragusa che adesso è solitario in vetta con 43 punti, 40 per il Biancavilla, 37 per il Palazzolo, 34 Santa Croce, 32 per Camaro e Paternò, 30 punti per il Milazzo, 29 per il Giarre, 26 Terme Vigliatore, 24 Città di Scordia
Scordia e Atletico Catania, 21 Catania San Pio X, 17 la Ionica, 14 Città di Rosolini ed infine chiude la classifica il Real Aci con 8 punti. Il prossimo turno sarà anche molto interessante perché questa classifica, ve l'abbiamo detto, ogni 7 giorni varia. Guardiamolo, sarà l'8ª giornata di ritorno, Città di Rosolini Atletico Catania, Terme Vigliatore Città di Scordia, Camaro Giarre, Marina di Ragusa Ionica, Catania San Pio X Paternò, Real Aci Santa Croce ed infine Palazzolo Milazzo con il Biancavilla che riposerà. Allora, possono già partire alcune... prima di parlare del Biancavilla vi faccio vedere a questo punto invece il servizio della vittoria del Santa Croce che ha confermato a questo punto veramente di avere le carte regola per i playoff. E una battuta la voglio fare proprio con Santo che vive la realtà ragusana e quindi conosce un po' insomma l'andamento della provincia. Santa Croce che a questo punto entra prepotentemente nei playoff. Assolutamente sì, il Santa Croce sta vivendo secondo me un anno spettacolare perché è una squadra molto simile a quella che l'anno scorso è arrivata seconda in promozione. Ti cambia poco poi alla fine? Però c'è da pensare perché comunque hanno cambiato troppo poco e se tu calcoli che la prima e la seconda della promozione giovedì l'anno scorso sono prima e quarta in eccellenza, beh qualcosa è accaduto quest'anno nell'eccellenza e anche vedere... Comunque innanzitutto i complimenti a Santa Croce. Beh certo, ci mancherebbe. C'è un gran lavoro, soprattutto in casa. Ne parlavo prima con Davide, ho visto 15 giorni fa contro la San Pio, hanno vinto al 92esimo, in casa una squadra che non muore mai, non molla mai, ha dei giocatori capaci tutto questo confermato dal direttore che è venuto da noi proprio la settimana scorsa. Hanno un giocatore come Leone che quest'anno è un giocatore fortissimo, ma che quest'anno qualsiasi cosa che tocca trasforma tramuta in gol. Hanno 91esimo, ha fatto un gol a Davide fantastico, gliel'ha fatto anche al doppietto quando è un giocatore così. Insomma, giravento positivo e quindi lo accolgono ben volentieri, cioè sono contenti, no? Assolutamente sì. Allora guardiamoci il servizio proprio della vittoria 2-1 nei confronti di un Camaro che comunque è sempre una squadra da prendere con le pinze perché anche il Camaro è una squadra che può tentare ancora la via dei playoff. Il Santa Croce vince e vince contro una diretta concorrente questa volta per i playoff. È stata una bellissima gara quella disputata oggi al Kennedy fra due squadre che meritano davvero le posizioni che occupano finora in classifica. Il Santa Croce l'ha avuto la meglio e il mattatore della giornata come al solito è stato Ciccio Leone che è sempre più protagonista nella classifica marcatori con 13 reti. Pronti via e al secondo minuto di gioco da azione di corner Scerra veniva atterrato in aria e per l'arbitro era rigore. Leone andava sulla lunetta e tirava spiazzando Sannè. All'8º assist di Rosa per Scerra, il tiro era parato da Sannè sul proprio palo. Al 36esimo cross di Paludetti per la testa di De Luca che trafiggeva la porta di Cavone. Era il pareggio per i verdi peloritani. Al 37esimo erano ancora i peloritani in contropiede, salvava Cavone in uscita. Al 41esimo questa volta il Santa Croce con Di Rosa in aria e respingeva ancora Sannè. Al 47esimo era il raddoppio per il Santa Croce, cross di Lavalli per l'accorrente Leone che di sinistro spediva in rete. Nella ripresa il Santa Croce era subito in attacco e al terzo minuto con Scerra sfiorava la terza marcatura, ma il pallonetto dell'attaccante gelese era fermato miracolosamente. Al sesto un colpo di testa di Mondello finiva alto sopra la traversa. All'8º Scerra di testa su un cross di Rosa, ma la palla era alta. Al 14esimo tiro di Leone per Sannè, ma Sannè deviava in corner. Complimenti dunque al Santa Croce, tra poco sentiremo anche le interviste post partita, la battuta la voglio fare con Davide Vadalà che conosce molto bene il Santa Croce perché insomma la settimana scorsa purtroppo insomma è andata male, a tempo scaduto vi hanno battuto, ma vi ha fatto una buona impressione?
No, non posso che confermare quello che stanno facendo quest'anno, è una squadra che lotta su tutti i palloni, si conoscono da qualche anno. A memoria quasi. Noi avevamo organizzato una bella partita, avevamo andato in vantaggio, però... Beh, siete usciti con gli applausi perché avete veramente fatto una bellissima partita. Però sul finale Leone si è riuscito un gol veramente importante di cui si è portato a casa i 3 punti. E vabbè, pazienza. Sentiamo le interviste post gara e poi sentiremo anche il nostro Santino Torre perché ha scelto di non allenare i grandi, perché insomma è una scelta sempre molto difficile per uno che ha fatto il calciatore a grandi livelli. Oggi devo fare complimenti alla squadra perché abbiamo incontrato, secondo me, una delle migliori squadre del momento, anche se hanno fatto solo dei pareggi, una squadra che gioca a calcio, una squadra propositiva, una squadra che ci crede fino alla fine. E battere questa squadra oggi non era semplice, i miei ragazzi hanno fatto un'ottima gara, una gara gagliarda, quello che gli avevo chiesto io, lottare su ogni pallone, non arrendersi mai e cercare di portare in porto un risultato positivo e ci sono riusciti. Ora abbiamo 34 punti, il nostro obiettivo si avvicina sempre di più, che è quello della salvezza, e come ho detto qualche settimana fa, dopo aver raggiunto la matematica certezza della permanenza in categoria, penseremo sicuramente ad altro. Dobbiamo lottare sempre di più perché ora entriamo in una fase del campionato dove fare punti pesanti diventa fondamentale, perché poi l'ultimo mese di campionato penso che poi i giochi saranno fatti e quindi sarà più semplice affrontare le gare. Noi dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare a lottare. Ora giochiamo domenica su un campo difficilissimo, quello del Real Aci, con una squadra che è con l'acqua alla gola e non possiamo e non dobbiamo sottovalutare, ma di questo io ne sono convintissimo, l'impegno di domenica, perché ci potrebbe avvicinare ulteriormente al nostro obiettivo, che è quello del mantenimento della categoria. Squadra quadrata, stavano davanti a noi in classifica, votati sempre verso l'attacco. Ma noi, come sempre, siamo riusciti a portare a casa l'intera posta. Cioè, la vittoria è frutto di tutto quello che stiamo facendo e speriamo che continuiamo a fare anche in futuro. Sì, finalmente diciamo che abbiamo raggiunto la salvezza, però ormai che siamo in alto in classifica, penso che è tutto di guadagnato quello che stiamo facendo e quindi dobbiamo continuare così, continuare a crederci, soprattutto perché siamo sulla buona squadra, abbiamo trovato fiducia, abbiamo un bel gruppo e adesso ormai siamo là sopra e ce la giochiamo. Siamo qui a parlare purtroppo nel girone di ritorno dell'ennesima situazione, facciamo delle ottime prestazioni ma raccogliamo poco, oggi addirittura non siamo riusciti neanche a raccogliere il punticino che ci ha contraddistinto purtroppo nelle ultime settimane. Però abbiamo trovato un campo veramente difficile, una squadra importante, complimenti a loro, un gran giocatore, veramente Leone, complimenti perché ha fatto due gran gol, ha messo in difficoltà la nostra difesa. Però bisogna dire che noi ci siamo stati sempre sul pezzo, purtroppo gli episodi non ci hanno dato ragione, ricordo che dopo 30 secondi, un minuto, quello che è passato, un attimino ci ha messo in difficoltà, siamo stati bravi a rimetterla subito sul piano giusto. E purtroppo all'ultimo minuto abbiamo fatto un errore noi di valutazione dove siamo stati un po' fessi, nel senso che una palla scoperta non siamo riusciti ad andare dietro con i tempi giusti, abbiamo preso il gol. Inizio secondo tempo abbiamo sbagliato 2 situazioni importanti, praticamente su una a tu per tu col portiere non ce l'abbiamo fatta, su un calcio d'angolo Mondello sulla linea non è riuscito a spingere il rete e questo è alla fine il risultato. Ripeto, il campo non era secondo me in condizioni ottimali per esprimere un buon gioco, purtroppo per voi e anche per noi che siamo venuti qua e va bene così. Eccoci rientrati, allora diciamolo pure, questo Santa Croce ci ha sorpreso e sentendo e vedendo l'intervista Santino un po' sorrideva sulle dichiarazioni dell'allenatore del Santa Croce, Lucenti. Diciamolo pure, perché ridevi? Perché sono risposte di circostanza? È normale per tenere anche l'ambiente un pochettino calmo, per non esaltarsi, è giusto, ha fatto per buttare acqua, sì, ha fatto anche bene per non mollare da un punto di vista mentale, non ci si deve mai rilassare
o deprimere viceversa se le cose vanno male. È stato bravo. Senti, Santino, potrebbe essere questa la causa del fatto che tu hai scelto di allenare i giovani, il fatto che mentalmente comunque un allenatore deve essere sempre sul pezzo, soprattutto con le persone, non dico di una certa età, ma con sono comunque due cose differenti. Lì come mi insegnano quegli amici miei, lì sei costretto, lì campi di risultati. Una volta ho fatto un corso, c'era un allenatore importante che ha allenato anche squadre serie C, sì. E io ho fatto una domanda specifica: ma mentre allenate anche categorie importanti, pensate alla formazione del giocatore, perché ci sono anche giocatori che hanno bisogno di essere... Lì arrivano già pronti sulla carta, no? Dovrebbero. Però ti assicuro che ci potrebbe essere anche un lavoro da fare su tante robe dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche di tattica individuale e collettiva. Infatti so che stai lavorando su questo tu, assolutamente perché, sì, sulla ti attrae molto questa formazione. Assolutamente sì, sulla formazione sia tecnica individuale del ragazzino, sulla mia formazione, certo, che sto imparando paradossalmente. Chiaro. Però se lavori con i grandi, mi hanno spiegato, non hai il tempo perché lì si campa di risultati. Purtroppo. E quindi ogni domenica diventa... Puoi fare l'insegnante, tra virgolette, puoi cercare di dare un'idea, però se perdi 2 o 3 partite sei a casa. Vai a casa. Io credo che non hai neanche il tempo. Però comunque mi sto divertendo, ho tutto il tempo che voglio, non si campa di risultati. Bravo. La cosa più bella. Tra l'altro una bella realtà la scuola calcio della Ionia. Assolutamente sì, siamo una delle società più importanti della Sicilia, abbiamo uno staff tecnico importante, una società sana, è una società elite, facciamo giocare tutti i bambini, tutte le categorie. Questa è la cosa più importante. Tutte le categorie, partecipiamo in quasi tutti gli eventi, tornei e compagnia bella e pian piano tanti ragazzini ce li stanno chiedendo anche società diverse dalla Juve. Vuol dire che state lavorando bene, credo perché, se arrivano le richieste. Credo che si sta lavorando abbastanza bene e comunque stiamo crescendo perché c'è una formazione, ripeto, non solo dei bambini ma anche dei tecnici molto importante. Bene, d'altra parte la formazione aiuta a crescere sicuramente. Ritornando al campionato di eccellenza Girone B, e nel frattempo possiamo vedere l'immagine del Biancavilla, questa sconfitta oggi con l'Atletico, insomma, ha un po' scombussolato i piani secondo te a Biancavilla, oppure insomma una sconfitta che ci può anche stare, con merito, insomma l'Atletico è riuscito a portare via i 3 punti, spiazza un po' l'ambiente di Biancavilla, potrebbe essere qualcosa che si trascinerà anche nelle prossime domeniche per la squadra di Biancavilla? Ti posso dire, Ettore, che l'Atletico si è rinforzato molto, quindi non è tanto una sorpresa. Certo. Però il Biancavilla, certo, se vuole cercare di arrivare fino in fondo davanti, questa sconfitta potrebbe pesare. Però ha giocatori importanti e ritengo che farà subito... si compatterà per cercare di recuperare. Certo, attualmente al secondo posto, perché al primo posto abbiamo questo Marina di Ragusa, e allora ritorno a parlare con Santo, perché insomma questo Marina di Ragusa, tra la sorpresa generale, neopromossa, vincitore dello scorso campionato di promozione con relativa accoppiata con la Coppa, è partito in sordina, punto dopo punto, adesso è in testa solitario. Che ne pensi? Bene, penso che se ti ritrovi in testa dopo 23 giornate perché comunque lo hai meritato, perché stanno facendo un lavoro importante, io li vedo lavorare tutti i giorni perché sono i miei vicini di casa, sì, è vero. Condividiamo lo stadio anche giornalmente negli allenamenti. Chiaro. Una società sana. Organizzata. L'arrivo di Sorbo, sei convinto anche tu? Adesso ci arrivo. Una squadra che è cresciuta attorno a 5-6 ragusani di grandissimo livello, e mi riferisco a Pellegrino, ai fratelli Arena, a Bindigni, e che ha saputo mettere accanto giocatori importanti, che l'anno scorso facevano la D, e giovani importanti soprattutto. Certo. Vedi Alessandro Arena, il terzo dei fratelli Arena, che è il classico ragazzo di colore truccato, no? Che tu dici è 2003, invece questo è italiano, quindi è impossibile, perché è un 2000 che non è decisivo come juniors, è decisivo come calciatore. Addirittura, quindi giustamente. Oggi un'altra doppietta a Milazzo, certo. Aveva fatto doppietta a Palazzolo, nello scontro diretto, quindi... E poi parliamo poco di Utro però, Aspetta, avevano cominciato un po' male, perché comunque non erano abituati alla salto di categoria, dai. Il lavoro del mister si vedeva perché giocava bene la squadra ma non riusciva a vincere. Sì. Poi hanno fatto una scelta importante,
riportare in carreggiata Cesare Sorbo, che fra noi direttori è uno dei decani e di sicuro il più bravo. Ha dato una mano a rimettere tutte le cose al suo posto e ha permesso adesso è a Utro e ai ragazzi di arrivare tutti insieme, grazie al lavoro che facevano già prima, ma organizzato in un altro modo, di arrivare dove oggi sono, primi, con grandissimo merito. Con grandissimo merito. E vedremo cosa succederà, perché adesso qualche scontro diretto arriverà e allora lì si capirà effettivamente il percorso finale di questo Marina di Ragusa. Ma guarda, ma credo che, scusa Ettore se ti interrompo, No, io oggi ho visto il Biancavilla, no? Ho visto Atletico Catania e Biancavilla, e credo che una squadra a 6 turni alla fine, che voglia vincere un campionato, dovrebbe fare qualcosa di più rispetto a quello che oggi ha fatto il Biancavilla, che non ha quasi mai tirato in porta. Addirittura, quindi Io giustamente. ho visto la partita, ha tirato all'83esimo. È una squadra che in questo momento si trova al primo posto, probabilmente avrebbe dovuto fare una partita un po' Il più di Palazzolo attacco. non riesce a fare neanche questo, perché il Palazzolo non riesce quasi mai a fare 2 vittorie di fila. Il Marina momento... sì, e quindi è giusto che il Marina si ritrovi in quella posizione. Davide, voglio parlare di questa tua squadra del Catania San Pio X. Oggi una sconfitta a Giarre, 1-0, campo certamente non ottimale. Come è andata a questo punto questa sconfitta immeritata di Santa Croce? Dà un seguito anche con questa sconfitta a Giarre. Come hai detto tu, questa sconfitta a Santa Croce ci ha portato un po' di stralcio, perché avessimo fatto punti a Santa Croce, col Camaro abbiamo fatto una grandissima partita, siamo stati in vantaggio 2 volte, ci hanno raggiunto allo scadere e quindi ci stiamo pagando un po' il fatto che ad inizio stagione che rincorriamo, perché siamo partiti. Perché poi alla fine uno si stanca, no? Cioè vorrebbe avere quei 2 o 3 risultati positivi che ti stabilizzano e trovi la serenità giusta. E infatti, nel senso, se stai bene in classifica penso che poi puoi lavorare in maniera più serena. Noi corriamo già da inizio stagione, però non siamo abbastanza concentrati, perché adesso ci sono le ultime 8 partite, sono 8 finali, come si dice in gergo. Immagino. Allora siamo quasi in chiusura e congediamo naturalmente i nostri 2 ospiti, perché Santo Palma rimarrà, perché abbiamo organizzato anche noi un'altra carrambata. Qualche settimana fa l'abbiamo fatta con Claudio Cammarata, tra poco faremo la carrambata a sorpresa anche per il nostro Santo Palma. Voglio ritornare un attimo a parlare con Santino, ringraziarlo anche per la sua disponibilità, per la sua presenza oggi qui a Penalty, con la promessa di rivederti di nuovo a Penalty, magari verso la fine di stagione, con magari i ragazzini della tua Ionia, perché insomma a Penalty spesso e volentieri si parla di calcio dilettantistico, però il calcio giovanile credo che sia giusto valorizzarlo e potenziarlo sempre di più, sia con l'arrivo da parte dei tecnici, ma anche insomma della visibilità televisiva. Ti ringrazio, hai avuto una bella idea, secondo me. Me lo prometti? Tu me lo devi promettere. No, io prometto, ti ho fatto già la richiesta ufficiale. Hai avuto una bella idea, secondo me è una cosa bella, se ne deve parlare. Bene. Secondo me, vedendo certe partite anche di categorie professionistiche, secondo me in Italia se ne stanno accorgendo ora, si sta andando in una direzione sbagliata. È vero. Perciò si deve dare più importanza alla crescita dei ragazzini, soprattutto dal punto di vista tecnico e mentale. Perciò si stanno perdendo certi valori. Secondo me si deve partire proprio dal basso, per questo ho deciso di partire dal basso. Condivido. Allora buon lavoro, perché insomma Grazie. ci sarà tanto da lavorare con i ragazzini quotidianamente. Assolutamente sì. Grazie a Santino Torre. Saluto anche Davide Vadalà. Su con la vita, insomma la sconfitta non pregiudica. Tra l'altro questo tuo nuovo percorso anche da vice allenatore ti porterà sicuramente quanto prima ad avere anche che fare con una squadra con una mansione più importante, da allenatore in prima, cosciente che il cammino è lungo e che fare l'allenatore non vuol dire fare ancora il calciatore. In queste nuove vesti mi sono reso conto quanto è importante, quanto è difficile questo ruolo. Stai prendendo il patentino tra l'altro, no? UEFA B. Attualmente sto facendo il corso e capisco che è un ruolo molto importante, perché tutto converge verso l'allenatore, sia dal punto di vista societario, del giocatore e tutto. Devi lavorare sulla testa, sul discorso fisico e tutto. Volevo riallacciarmi sul discorso delle prime 2 del girone A e girone B. Di norma, ti ricordi che
di solito la miglior difesa si trova in testa al campionato questa Spesso volta. e volentieri Invece, succede. adesso sono entrambi i migliori attacco, sia il Marina che il Licata. Beh, i gol sono sempre importanti per una squadra la miglior vincere. difesa ce l'ha il Biancavilla e il Canicattì, che meglio così. Meglio così, meglio così. Il gol fa anche spettacolo e sicuramente attira di più. Grazie a Badalà, a Davide Badalà. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e continueremo a parlare di calcio dilettantistico. Rientrati in studio per la seconda parte di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ottava stagione, puntata numero 15, quella di questa domenica. Siamo in onda come al solito in diretta a partire dalle 18:30 sul canale 78 di Gold 78. Vi ricordo alle 20, quindi al termine di questa puntata, la solita rubrica dedicata alla Champions League, alla storia della Champions League. Oggi ci sarà la terza puntata. Vi ricordo pure che siamo anche in replica il lunedì sera a partire dalle 23:30 e siamo in onda anche in replica alle 20:30 sul canale 114 di Persona TV ogni martedì sera. La carambata è una carambata così per riderci, perché caro Santo, vedo che accanto a te c'è tuo figlio Simone, perché la carambata sta nel fatto che Simone Palma è un giocatore che da qualche settimana sta facendo numeri con la città di Mascalocia nel campionato di promozione. Che anno sei, Simone? 2000. Sei del 2000, quindi sei giovanissimo. Intanto sei contento che è arrivato sin qui da solo? Eh sì, almeno lo vedo, perché tra il fatto che gioca e la scuola, il fatto che poi ha 18 anni, quindi sai, ragazzi di 18 anni... vabbè, però... E i miei impegni... Ma sei contento di quello che sta facendo con il città di Mascalocia? Io ho visto delle cose molto interessanti. Ma guarda, innanzitutto sono contento che è tornato a Mascalocia, dove comunque si trova bene con la società, dove hanno un buon rispetto per lui, perché se l'ha guadagnato l'anno scorso con ottime prestazioni. Quindi poi ha un allenatore che è giovane, che lo aiuta, bravo. va benissimo così. Io E sono poi felicissimo. è un 2000, insomma, poi anche tu in qualità... Guarda, insomma, è vicino a casa, va in motorino, la mamma non si preoccupa e quindi per me va benissimo così. Potrà mai lavorare col papà? Non lo sappiamo. Ma guarda, fino ad oggi ho detto sempre a mio figlio una cosa, che lui non ci ha mai lavorato con me, non ci ha mai lavorato, non ci ha mai giocato lui con me. Sì, perché ha lavorato giocato. Perché ho preferito che lui giocasse e che si facesse un nome, fra virgolette, un nome che si potesse rispettare per la persona che è. Ma è sulla buona strada, perché ne parlano molto bene, è un giovane molto oggi interessante. fa la mia stessa categoria, io sono primo, lui è terzo, quindi meglio di tutti. se gioca nella mia categoria è terzo, a casa tua sono non, tutti contenti. Non potrebbe giocare con me. Voglio salutare anche l'arrivo di un altro ospite, Alfio Cocivera, allenatore del Mascalocia del campionato di prima categoria. Ciao Alfio, ben trovato. Grazie. Sei contento perché avete pareggiato, un punto in più serve sempre, questa classifica che non è bruttissima, però bisogna sempre stare sul chi va là. Sì, hai detto bene. Che campionato è stato sin qui per voi? Di crescita, un campionato di crescita, anche perché abbiamo molti giovani, abbiamo basato questo campionato proprio sui giovani, sui 2002, 2001 e 2000, quindi ci stiamo formando bene, ecco, diciamo così. Siete sulla buona strada, complimenti. Vado veloce perché parliamo subito del campionato di promozione, i risultati del girone A. Anche qui si è disputata la settima giornata, Don Carlo Missilmeri batte Balestrate 3-1, Monreale Casteltermini 1-1, Olimpica Agragas Folgore 2-2, Don Bosco Partinico batte Camarat 1-0, Gattopardo batte Libertas 2010 1-0, Salemi batte Albatros Lercara 1-0, Vallelunga batte Villabate 1-0 ed infine Orio Sancile e San Giorgio batte Visborgo Nuovo 1-0. Classifica sempre molto interessante in questo girone A, la possiamo già guardare. In vetta praticamente abbiamo tre squadre, Don Carlo Missilmeri con 53 punti, Oratorio Sancile e San Giorgio 52, il Salemi con 51, poi il Monreale con 44, l'Olimpica Agragas con 40 e poi via via tutte le altre squadre. A dimostrazione che questo è veramente un campionato molto interessante, nel frattempo possono partire alcune immagini dell'Agragas, che è un po' la delusione in un certo senso, perché anche se pur attardata, insomma, probabilmente
probabilmente avrebbe dovuto e potuto fare di più. Santo, questo Salemi che si trova al terzo posto, il Missilmeri in testa, l'Agragas che arranca e soprattutto la sorpresa dell'Oratorio San Ciro e San Giorgio ha un po' rivoluzionato le idee iniziali di questo girone A del campionato di promozione. Ma guarda, questo è un girone che seguo tantissimo, anche perché ci sono due squadre che come noi sono nelle semifinali di Coppa Italia. Bravo. Che sono il Camarat e appunto il Salemi. Un bellissimo girone comunque con... Potrebbe essere una delle Salemi, due le squadre che incontrerete in semifinale, O queste due oppure l'altra che oppure è il Pedara, l'altra, no? certo. Però il Salemi è un'ottima squadra con dei Grande ottimi esperienza. calciatori, con tanti giocatori che ho incontrato anche negli anni di eccellenza, quindi il Salemi c'è da preoccuparsi, è comunque una squadra che può lottare per vincere. È vero. Rientriamo in studio, subito il girone B del campionato di promozione, settima giornata di ritorno, questi risultati: Acque Dolcese batte Altofonte 3-0, Sinagra batte Città di Casteldaccia 5-2, Sant'Anna e Gangi si disputa anzi alle ore 18, Due Torri Milazzo 2-2, Bagheria batte Acquedolci 3-1, Rocca di Capreleone batte Torrenovese 3-1, Cefaledium in testa che batte il Gioiosa 4-1 ed infine il Lascari che batte la Sant'Angiolese per 2-1. La classifica rimane in un certo senso immutata, abbiamo sempre questa Cefaledium in testa che vola sempre di più, adesso i punti sono anche considerevoli, 8 punti di distacco nei confronti dell'Acquedolci, quindi Cefaledium 53, 45 per Acquedolci, Sant'Anna con 37, Sant'Angiolese e Torrenovese con 35 e poi via via tutte le altre. E su questa squadra, su questa Cefaledium, voglio sentire il nostro Alfio. Cefaledium sappiamo benissimo è Cefalù, quindi grande realtà, ed è la dimostrazione che l'organizzazione se c'è paga sempre, no? Paga sempre, sì, sì, l'organizzazione paga sempre. Infatti, ripeto, inaspettato, comunque è una società che pian piano ha un suo curriculum. Perfetto, e penso che sia meritatissimo. Vedremo cosa succederà, perché insomma 8 punti sono tanti, però mai dire mai fino a quando insomma la matematica ci conferma il valore della squadra, bisogna sempre stare sul pezzo. Rientriamo, parliamo adesso del girone C e così avremo modo anche di parlare di Simone che ha fatto un paio di minuti in questa partita, ma hai combinato di tutto, insomma hai fatto veramente furore. I risultati della settima giornata del girone C del campionato di promozione: Gesca l'Academy San Filippo 2-2, Carlentini batte Sporting Viagrande 2-1, FC Motta batte Ciclope Bronte 3-1, Sporting Taormina Torre Grotta 1-1, Città di Mascalucia batte Città di Mister Bianco 2-1, Villafranca Aci Sant'Antonio 0-0, Aci Catena batte Giardini Naxos 1-0. Ha riposato lo Sporting Pedara, tra l'altro con questo riposo a questo punto la Cicatena vola in testa da sola, a parità anche di incontri disputati, quindi a Cicatena con 46 punti, 43 lo Sporting Pedara, 39 il Città di Mascalucia, 37 il Carlentini, 36 l'Aci Sant'Antonio, 34 per Ciclope Bronte e Sporting Taormina e poi via via tutte le altre squadre. Allora Simone, questa tua squadra è una squadra giovane perché ha un allenatore giovane che vuole dire la sua. Come ti stai trovando? Il fatto che tu sei giovanissimo, sei del 2000, insomma sei stato accolto bene all'interno del gruppo? Sì, mi sto trovando molto bene, comunque una squadra basata sulla riconferma del blocco dell'anno scorso. Bravo. Abbiamo aggiunto giocatori come Garozzo, che comunque conosce la categoria, e altri ragazzi che comunque ci stanno dando una mano. Siamo terzi, non ci vogliamo nascondere, ci proveremo. A questo punto ve la giocherete fino alla fine, soprattutto il discorso dei playoff, non tanto per il primo posto forse, no? No, ormai il primo posto sembrerebbe lontano. È abbastanza difficile. Però noi non ci nascondiamo, abbiamo 5 partite importanti dove ci aspettano 5 scontri diretti e alla fine di questi 5 scontri diretti tireremo le somme. Bene, allora nel frattempo possono partire alcune immagini dello Sporting Pedara che proprio insomma la settimana scorsa ha pareggiato con l'Aci Catena 1-1. Santo, sarà un discorso a due con qualche possibilità in più per chi? Per il Pedara o per l'Aci Catena? Ma guarda, conosco benissimo entrambe le realtà e sotto certi aspetti anche entrambe tecnici. Sono due squadre diametralmente opposte. Diciamo che il Pedara fa del possesso del gioco, della tecnica dei suoi giocatori e del movimento, perché è una squadra che gioca senza prima punta ma con buon accorso 95 prima punta
il suo punto di forza, mentre la Cicatena è una squadra quadrata, arcigna, che è un po' come il suo allenatore, no? Sempre molto deciso, determinato. Il suo allenatore, ci stavo per arrivare, infatti, è come il suo allenatore ed è come la fase difensiva curatissima. Ed è come i suoi giocatori top. Io ho avuto la fortuna di lavorare per ben 3 anni con gente come Ranieri, Cordova e Costa e so che mentalità hanno e so perché proprio sabato, in occasione di questa partita che stiamo avendo, che io ho visto di presenza, sono riusciti anche in 10 a portare via un punto in uno scontro diretto che è stato fondamentale. Chiaro. Quindi secondo me se hanno un po' di vantaggio, oltre ai 3 punti che oggi si sono anche concretizzati, mentre fino alla settimana scorsa c'è il fatto di aver fatto una partita in meno, hanno questo piccolo vantaggio secondo me, sono più abituati a lottare con una certa mentalità, non che non ce l'abbia il Pedara, non voglio essere frainteso, il Pedara ha altre caratteristiche, quindi sotto questo aspetto leggermente si fa apprezzare in questo momento della stagione la Cicatena. Vedremo cosa succederà chiaramente anche nelle prossime settimane. E invece Alfio, cosa ne pensi? Come andrà a finire questo scontro tra Pedara e Acicatena? E confermano a tutti che chiaramente queste 2 squadre sicuramente sono una spanna superiore a tutte le altre. Ma come andrà a finire non lo so, so solo che sono una squadra che si era preparata per vincere il campionato come il Pedara e una Cicatena che non si pensava onestamente all'inizio del campionato, ha sconvolto tutti i pronostici, quindi non so cosa dire, ripeto, tra le due, come ha detto il direttore, hanno 2 caratteristiche differenti, poi secondo me comunque anche il pizzico di fortuna potrebbe incidere nella parte finale. Tra l'altro Sporting Pedara che è ancora in corsa per la Coppa Sicilia. Allora subito adesso guardiamoci il filmato della vittoria ennesima in casa del Città di Mascalucia, questa volta nei confronti del Città di Mister Bianco, e poi insomma sentiremo ancora parlare Simone Palma. Assenti Porto e Benivegna, torna Capitan Maugeri e proprio il rientrante Galiano a firmare la prima iniziativa del match, sinistro dalla distanza, prime prove generali del gol. Ruleta di Scuto, Lupica, Garozzo, sale Vaccaro mentre Garozzo va a sganciarsi, irruzione aerea, gol sfiorato solo per questione di centimetri. Galiano dalla metà campo del Mascalucia, scalpitante in profondità per Gianni Di Mauro, cross morbido a campanile, la testa di Fisichella non va. Punizione di Gigi Murabito, da un capitano all'altro, intercetta Maugeri, Daniele Timpano elude Pistorio. Chiude Gianni Di Mauro con grande lucidità, Aiello sbaglia lo scarico, Garozzo di prima scruta in lontananza Fisichella, parte il numero 7 del Mascalucia dritto verso la porta, battuto in velocità Guglielmino, saltato Murabito, Fisichella cambia piede, si accentra e con un sinistro deciso va a battere Celano. Per lui è il 4º sigillo stagionale e dopo il rigore procurato contro l'Academy, valso il 2-1 e la prolungata assenza di Gennaio, ecco finalmente un gol per Giacomo Fisichella. Locali ancora in avanti, da calcio d'angolo tenta il tap-in di Pietro, nulla di fatto. Aiello alla rimessa, Murabito al servizio, il destro col lifting è quello dei tempi migliori in mezzo, Barbagallo colpisce, la manda nel remoto. Gran dose di coraggio invece per gli ospiti di Ciccio Insanguine che dopo questa svirgolata su punizione di Scuto, Celano si salva. Provano a pungere ancora con l'effetto sorpresa, massima attenzione dalle parti di Andrea Spina che vola verso il 7 e si riparte. Garozzo al primo tentativo della seconda frazione, ottima l'intenzione in questa traiettoria, da calcio piazzato il pallone sfiora la traversa. Ancora Garozzo, stavolta in veste di uomo assist, tampona Murabito, Lupica apre, Garozzo preferisce il destro nel cross, secondo palo, la torre Maugeri. Al quinto della ripresa torna a condurre la squadra di Dario Suriano e non resta a questo punto che amministrare il vantaggio e affondare per chiudere una partita più complicata del previsto. Insiste il Mascalucia, Grasso lavora a destra, l'assist per Fisichella, tentativo da fuori, Federico Celano, migliore in campo del Mister Bianco, va a chiudere stavolta sull'altro palo, risultato che rimane ancora di 2-1. Poi Fisichella a contatto con Guglielmino, una mezza sportellata in area di rigore, tutto regolare per l'arbitro Arculeo.
Intanto entra Ivan Febbraio per Scuto al minuto 18, proprio Febbraio riceve da Lupica, la mette dentro Garozzo in ritardo, non aggancia. Nel frattempo entra Palma per Fisichella, si cambia in attacco, ci sarà evidentemente da soffrire fino alla fine. Galiano la fa girare quasi sull'auto, c'è Nino Grasso, Febbraio crea scompiglio, dentro per Palma, tra lui e il 3-1 c'è una porta troppo bassa. Ennesimo servizio dai costruttori, Lupica, Febbraio opta per il cross morbido, Palma la va a bucare, nulla da fare. È finita alla buon aiuto somma, Mascalucia batte Mister Bianco 2-1. Simone, pochi minuti, però insomma incisivo, determinato. Mi è piaciuta molto la determinazione con la quale insomma sei entrato in campo. Anche pochi minuti bisogna sempre dimostrare al mister di essere pronti per sfruttare l'occasione, no? Sì, ero stato chiamato in causa ad entrare in campo per cercare di chiudere la partita sul 3-1. Purtroppo ho avuto un'occasione e l'ho fallita, però comunque ieri l'importante era solo vincere, quindi... Adesso che cosa succederà nelle prossime settimane? Bisogna vincere qualche partita in esterna, Sì, per abbiamo tentare innanzitutto... a questo punto di stabilizzare anche una classifica. Innanzitutto sabato andiamo a Petara. Sì. Questa qui per me è una partita fondamentale. Beh, certo. Perché in base al risultato di Petara comunque cambia il campionato. Anche per il Petara stesso? Sì, sì, per tutte e due le squadre. Poi dopo il Petara ci aspettano, come ho detto prima, 4 partite fra Sant'Antonio, Giardini Naxos, Carlentini, Bront, squadre che comunque sono lì che lottano come noi per i playoff. E quindi queste 4 partite sono fondamentali. Santo, ma è del 2000 questo ragazzo? Perché insomma una dialettica, una sicurezza che non sembra neanche un ragazzo del 2000. È proprio giovane, ma insomma la stoffa del padre allora? No, ma sai, Simone è sempre stato un ragazzo tranquillo, posato, con la testa sulle spalle, sin da ragazzino. Bene, bene. Ho visto il suo carattere, sotto questo aspetto infatti. Sei contento, no? Dell'uomo contentissimo. Dell'uomo, perché? Dello studente no, studia poco? Dell'uomo complessivamente, no? È un grandissimo studente, non ha mai avuto una materia lasciata, non ha mai preso una allora, nota. Quindi doppio Quindi io parlavo dell'uomo in generale. In generale, vabbè. Sai, oggi con i figli non è... ci vuole tanta fortuna, e io sono stato un uomo fortunato. È vero, è vero. Parliamo adesso della promozione Girone D, subito i risultati, ancora una volta la conferma di questo Ragusa, quindi insomma la doppia contentezza anche da parte di Santo Palma. Atletico Scicli batte Don Bosco 2000 2-0. Pareggio tra Caltagirone e Enna 1-1, Sporting Eubea batte Megaragusta 1-0, Barrese Floridia 0-0, New Modica New Pozzallo 2-2, Ragusa batte Real Siragusa Belvedere 3-2, Frigentini batte RG 2-0, ha riposato lo Sporting Priolo. Guardiamola questa classifica per la contentezza dei nostri due ospiti a questo punto, i 50 punti della Ragusa Calcio, i 43 per il Real Siragusa Belvedere, 42 per Enna, 34 per Caltagirone New Pozzillo, i 32 per lo Sporting Priolo e i 31 per lo Sporting Eubea, poi via via tutte le altre squadre. Allora, tra poco sentiremo anche insomma le interviste del post partita, ma chiaramente prima devo sentire il direttore di questo Ragusa. Non dico dei miracoli, perché insomma è tutto pianificato con grande successo abbondantemente già da maggio dello scorso anno, state raccogliendo i frutti, hai detto bene, ancora siete probabilmente in corsa su tutto, anzi sicuramente siete in corsa su tutto, e mettete un po' di peso, penso, sulle caviglie, perché non volete volare, ma siete coscienti che ancora bisogna completare il percorso di vittorie. Ma sai Ettore, noi nessuno dei componenti del Ragusa, né staff dirigenziale né anche staff tecnico o calciatori siamo di primo pelo, quindi sappiamo che non c'è nessun motivo per esaltarci o per non essere attenti. Come ti dicevo prima, noi siamo una società e una squadra costruita con nel DNA una sola parola, la vittoria. Quest'anno era l'unico obiettivo che avevamo. Lo abbiamo sempre dichiarato, lo abbiamo detto apertamente, vogliamo correre su tutti obiettivi e siamo a febbraio. E la piazza risponde, no? La piazza sì, siamo a febbraio e siamo all'interno dei nostri obiettivi. Sì, la piazza pian piano comincia a rispondere. Sai, Ragusa è una piazza ferita dagli ultimi 6-7 anni
di cattiva gestione. Mi ha guardato quindi, un po' così, arrivano arrivano degli investitori catanesi, allora è normale che un po' ti guardino con sospetto, però adesso sono 6 mesi, siamo più ragusani di quando siamo arrivati, quindi... Avete parlato coi fatti, io dico, eh? Sì, questo l'abbiamo dimostrato, l'abbiamo detto dal primo giorno e grazie al lavoro di tutti, dal presidente a tutti i suoi più stretti collaboratori, allo staff tecnico e ai calciatori, stiamo dimostrando con i fatti quello che stiamo facendo e che stiamo ottenendo con un durissimo lavoro giornaliero. E sono pienamente anche convinto che insomma questo è soltanto l'inizio, perché poi dopo io credo che una buona programmazione quest'anno sfocerà con una idea ben precisa anche per chiaramente il prossimo anno. Ho parlato di interviste, subito le interviste post gara, interessantissime per una squadra molto galvanizzata. Attenzione, perché negli spogliatoi insomma la frase "salutate la capolista" è diventata di base. Sentiamo un po'. La partita è stata difficile, noi lo conosciamo a loro, sono una squadra fortissima che per il momento hanno giocato di più, per il momento abbiamo giocato noi di più e per il momento è stata una guerra che noi la sappiamo fare anche. Quindi abbiamo giocato, loro si hanno trovato con il 1-0, il 0-1 subito, quindi questo per noi abbiamo entrato in difficoltà, ma bueno, con il 1-1 che abbiamo pareggiato subito anche noi abbiamo fatto di più. Quindi felice e sappiamo adesso che manca troppo, questo non finisce qua, a continuare lavorando e bueno, complimenti a tutta la squadra e grazie a tutti i tifosi per venire e stare sempre. Sì, oggi abbiamo fatto una vittoria molto importante contro, come hai detto bene tu, una squadra ostica come il Belvedere, che è diretta anche per vincere il campionato come noi. Comunque noi ancora il campionato è lungo, non dobbiamo fermarci qua, anzi dobbiamo continuare su questa strada. Voglio ringraziare in particolare i tifosi che sono il nostro 12° uomo in campo, sono sempre presenti sia in casa che in trasferta. Sì, è stato un match importantissimo, non decisivo ma importantissimo, ancora rimangono 6 partite, quindi il campionato è lungo e facciamo un grosso errore se pensiamo che oggi abbiamo vinto il campionato. È stata una vittoria sicuramente importante che ci permette di avere un margine di distacco dalla seconda che ci fa lavorare bene, però ancora il campionato è lungo, sappiamo che loro oggi hanno dimostrato di essere una delle migliori squadre del campionato e l'hanno dimostrato sul campo, quindi complimenti al Real Siracusa. E sappiamo che non molleranno, ci proveranno sia loro che l'Enna, quindi noi dobbiamo stare concentrati fino alla fine. Sì, abbiamo avuto 2 match importantissimi e molto faticosi, l'abbiamo superati bene, abbiamo superato il turno di Coppa Italia, adesso siamo in semifinale, oggi era importante vincere, l'abbiamo fatto, oggi un po' di stanchezza l'abbiamo avvertita alla fine, ma ci sta. 180 minuti nel giro di 2 giorni è faticoso, però era importante vincere e l'abbiamo fatto. Un in bocca al lupo dunque a tutto l'entourage di Ragusa, e con questa squadra secondo me insomma qualche sogno probabilmente si avvererà. Questa bella accoppiata è quella che noi suggeriamo, noi di Penalty, però il nostro Santo Palma non vuole che lo gridiamo ad alta voce. Te l'ho detto prima, noi corriamo su tutti i nostri obiettivi, non ne molliamo uno, siamo in semifinale di Coppa Italia, quindi ci aspetta 2 partite andate e ritorno e vogliamo andare in finale che poi si giocherà nel nostro stadio. E quindi insomma anche per questo insomma c'è voglia di giocare. A maggior ragione vogliamo Coppa. Anche vincere il nostro girone, anche perché ora i punti di ritardo cominciano ad essere importanti. Certo. Questo è il momento decisivo. Alfio, questo Ragusa ha dimostrato che l'organizzazione è fondamentale per fare il risultato, certamente ha sorpreso anche questo Real Siracusa Belvedere, che ha un po' superato anche poi questo Enna, che invece all'inizio sembrava potesse rappresentare forse lo scoglio più difficile del Ragusa. Sì, vero. Però io sul Ragusa non avevo dubbi perché conoscendo il direttore, che devo dire una cosa importante, è uno dei pochi che preferisce dire no se non c'è un'organizzazione perfetta. Lo sappiamo. E questo viene sempre pagato. È vero. È ripagato, perché lui quando si mette in gioco
tenta di fare le cose per bene, poi non sempre ci riesce, ma lui ci riesce. Lui ci riesce, è vero, è vero. Allora, passiamo subito a parlare di prima categoria in maniera molto veloce, subito il girone A del campionato appunto di prima categoria. Questi non sono, sì, i risultati del girone A. Mazzarese punto 2 batte Città di Cinisi 2-0, Palermo Calcio Popolare batte Colomba Bianca 6-0, Valderici e Fulgatore 0-0, Città di San Vitolo Capo batte Gibellina 4-0, Città di Carini batte Belmonte Mezzagno 1-0, Real Melfi batte Resultana 2-0 ed infine vittoria dell'Unitas Sciacca nei confronti del San Giorgio Piana per 1-0. Velocissimamente la classifica conferma ancora di più per quanto riguarda la Unitas Sciacca, che allunga con questa bella vittoria, approfittando anche della sconfitta del Città di Cinisi. Pertanto Unitas Sciacca in testa con 43 punti, Città di Cinisi con 36 e poi con 34 Città di San Vitolo Capo e Palermo Calcio Popolare. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone D, molto interessante perché si conferma sempre di più il Valdinisi. Questo è il tabellino di oggi, quinta giornata. Atletico Messina batte Duilia 81-4-1, Juvelinia 58 batte Città di Calatabiano 2-0, Orsa e Sant'Alessio 1-1, Randazzo Promende e Santa Domenica Vittoria Saponara non si sono disputate, Valdinisi batte Monforte San Giorgio 1-0 ed infine Nike Torino Club batte Zafferana 1-0. La classifica, come abbiamo detto, c'è questa conferma del Valdinisi Superstar in testa con 48 punti, addirittura anche con una partita da recuperare, 40 punti per l'Atletico Messina, 32 per il Città di Calatabiano, 29 per la Juvelinia 1958 e poi a seguire tutte le altre, sottolineando la squadra dello Zafferana con 26 punti. Una battuta veloce sul Valdinisi la dobbiamo fare e la voglio fare con Alfio, perché questo Valdinisi ha perso una partita soltanto, lo scontro diretto con l'Atletico Messina, e poi insomma sappiamo benissimo che il suo percorso è stato continuo, lineare, vittorie, vittorie, vittorie. Più che altro programmato. Organizzato. Come Beh, detto, anche una qualità tecnica anche ovvio, considerevole. Ovvio. Se non hai la qualità perché con quella posto. se non c'è quella non si va da nessuna parte probabilmente. Poi no? aggiungi la programmazione all'organizzazione e ottieni quello che hai ottenuto. Bene, passiamo adesso al girone E, così abbiamo modo anche di parlare di questo Mascalucia di Alfio Cocivera. Pareggio appunto tra Mascalucia e Aci Bonaccorsi 1-1, Santa Lucia Belpasso FC 3-3, Calcio Belpasso batte Città di Catania 4-1, Città di Francofonte batte Leo Soccer 2-1, Palagonia batte Calcio Giarre 1-0, Militello Val di Catania perde in casa con la Russo Sebastiano per 2-1 ed infine ennesima sconfitta della Nisiana nei confronti del Villaggio Sant'Agata per 2-0. Da qualche settimana insomma la Nisiana stranamente ha perso terreno. Guardiamo la classifica, la conferma invece del Palagonia, che subito dopo la sconfitta con la Nisiana ha incamerato 6 punti che hanno permesso appunto alla squadra di volare da sola in vetta, 44 per il Palagonia, 38 per la Nisiana, 32 per Russo Sebastiano e Belpasso FC, 30 punti Villaggio Sant'Agata e poi tutte le altre squadre. Parliamo di questo Mascalucia, nel frattempo abbiamo anche qualche immagine di supporto. Parliamo di questo Mascalucia che vive una realtà accanto al Città di Mascalucia, seppur insomma la stessa realtà amministrativa dal punto di vista del comune, ma con due obiettivi probabilmente diversi, no? Sì, diciamo che loro già l'anno scorso avevano basato dei progetti e quest'anno stanno continuando facendo bene. Noi è il primo anno in pratica, perché l'anno scorso proprio è stato un anno transitorio, sì, dove non si sapeva dove andava sto Mascalucia. Il presidente Treccarichi comunque ha messo tutto quello che poteva mettere per darci un'organizzazione, ma soprattutto un settore giovanile che veramente è di alto livello, posso dire. Vi allenate a Mascalucia? Ci alleniamo a Mascalucia, sì, subito dopo la prima squadra. E quindi, ripeto, questi giovani, magari nel giorno di andata, hanno subito l'impatto con questa categoria. Ora, pian piano, hanno trovato il passo, infatti abbiamo fatto 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta con la Nisiana.
Ecco, questa Nisiana, e poi voglio sentire anche il parere degli altri ospiti, questa Nisiana che dopo aver vinto il big match 4-0 contro il Palagonia ha incamenato 2 sconfitte in campionato, addirittura anche la sconfitta infrasettimanale con l'Atletico Messina in Coppa. Che cosa può essere successo alla Nisiana? Tu che l'hai affrontata? Non lo so cosa può essere successo. Di certo devo dire che il Palagonia ha qualcosa in più rispetto alla Nisiana, anche perché la Nisiana comunque si è formata negli ultimi giorni. Non dimentichiamo che era una società che non si sapeva cosa fare, non fare, l'allenatore l'hanno poi cambiato, hanno preso un allenatore giovane che ha un'ambizione, dei giocatori comunque di categoria, e pian piano poi hanno subito, secondo me, quello che è accaduto contro l'Asci San Filippo, secondo me, vuoi o non vuoi, li ha un pochettino destabilizzati, però vediamo. Per voi salvezza sicura, tranquilla? Sicura quando la matematica ci dice sì. Però insomma lavorerete su questo? Sì, il progetto era quello, fare un buon campionato, salvarci il prima possibile e ripeto, mettere le basi per un buon settore giovanile. Sì, perfetto. Un saluto anche al presidente Treccari che conosco da bambino, così come anche a te che ti conosco da bambino. Allora, Simone Palma, Palagonia, mi voglio riallacciare un po' al discorso anche con il Città di Mascalucia. Palagonia è una realtà di grande movimento economico, sappiamo benissimo anche le tradizioni calcistiche, però spesso e volentieri deve ricominciare da capo perché ha perso categorie, perché nessuno investiva nella scuola di calcio. Adesso quest'anno pian pianino le cose si sono resettate positivamente, mentre invece con la Città di Mascalucia, insomma, la categoria che potenzialmente potreste fare la prossima stagione è una categoria pesante. La società secondo te è pronta? Il presidente Spina è pronto a investire anche con voi giovani? Sì, il presidente Spina comunque crede nella sua, che è una sua creatura, il Città di Mascalucia. Assolutamente. Crede nella prima squadra e nel settore giovanile. Per me la società è assolutamente pronta e sana per affrontare un campionato d'eccellenza. Però comunque dobbiamo metterci noi i mezzi per portare il Mascalucia in eccellenza. Mi sorprende sempre di più, Santo. Cioè, non è un ragazzo del 2000 questo qui, secondo me va a scuola da te. Vabbè, tutti i giorni. Insomma, i confronti ci saranno sempre fra voi due, no? Sì, sai, con Simone abbiamo sempre parlato sin da ragazzino, me lo sono sempre portato dietro con me quando ne aveva voglia di venire sin da piccolo, quindi è un rapporto molto aperto, molto bello. Certo. E comunque è un ragazzo con cui è piacevole anche parlare e scambiare delle idee. Secondo te che farà quest'anno nella Città di Mascalucia? Ma guarda, io ho detto che l'importante è che a casa quest'anno fra noi due debba festeggiare, perché noi siamo primi nel girone D, lui è terzo nel girone C. Prospettiva playoff però, attenzione. Assolutamente, infatti io ho detto quest'anno dobbiamo festeggiare, papà, qualcuno di noi due, io mi auguro che sia io, se c'è proprio da scegliere, altrimenti no, scherzo. Spero anche loro che anche loro fate l'unplane sarebbe ideale, no? Beh, io lo auguro e me lo auguro onestamente. Senti, poc'anzi parlavo del Palagonia, no? Sei d'accordo sul fatto che spesso e volentieri molte società hanno insomma apici di grande successo, di grande affluenza, di grande coinvolgimento e poi c'è la morte per poi ricominciare da capo, un po' come è successo volendo secondo me anche a Ragusa, che insomma da qualche anno era sì, però sai, quando in difficoltà ambasso. ci vanno i grossi centri o i capoluoghi di provincia in questo caso, poi qualcosa di buono arriva. Per i paesi minori è un po' diverso. Se tu vai a vedere il campo di Palagonia o le strutture che ci sono a Palagonia, ma che calcio vuoi che si faccia in quelle strutture? Anche vero. Ma cominciamo a fare le strutture, poi magari parliamo di calcio, parliamo di Mascalucia, hanno due grandi settori giovanili, sia il Città di Mascalucia che il Mascalucia. C'è un campo in erba sintetica che ti permette di lavorare 80 ore al giorno. Ma come se non facciamo strutture, ma di che parliamo? Mi parli di campo in sintetico, c'è un progetto lì al Selvaggio, mi hanno accennato, però forse evidentemente le notizie non sono certe. Assolutamente no, anche perché insomma la terra, insomma l'erbetta, l'erba è sempre bella, no? No, ma poi proprio il Selvaggio è curatissimo, se tu calcoli che in quello stadio ci giochiamo e ci alleniamo perennemente 2 squadre. Addirittura. Tutti i giorni allenamento, più la domenica giochiamo sempre, ed è ancora un ottimo campo. Bene. Quindi il Selvaggio va bene così in erba naturale, nella speranza che magari noi potremmo trattarlo un po' meglio tutti, con meno partite e meno allenamenti. Bravo, anche se purtroppo bisogna dare spazio anche a tutte le altre ma società. Infatti in generale, ma nei campi, sai, quando i campi sono in erba naturale e sono stadi veri, perché il Ragusa ha uno stadio vero,
nessun campo può sopportare già una squadra allenarsi tutti i giorni, Certo, figuriamoci chiaro, due squadre che si chiaro, allenano tutti i giorni. chiaro. Allora, siamo in chiusura della nostra puntata, facciamo di nuovo un altro giro con i nostri ospiti per congedarli e salutarli. Iniziamo con Alfio Cocivera, dove vuole arrivare il Mascalocivile, l'abbiamo capito, salvare la categoria e valorizzare il settore giovanile. Insomma, tu hai vinto già qualche campionato, lo dico io, sì, perché grazie, lo ricordo molto bene. Insomma, perché poi spesso e volentieri molti presidenti non investono su allenatori giovani? Insomma, il nome è importante spesso e volentieri. Questa domanda la devi fare a loro. Vabbè, però la faccio anche a te, c'è insomma un po' di amarezza, no? Non lo so, questo non lo so. Io quando mi chiamano in causa metto quello che adesso per esempio hai sposato il progetto di 3 carichi e sono contento perché anche lavorerai senza lo stress dell'esonero, perché siete troppo amici. No, vabbè, ma quello non c'entra perché scherzo, chiaramente. Quando si parla di poi professionalità, anche lui, il presidente, io sono l'allenatore. Certo, chiaro. Fin quando un presidente comunque i risultati per l'ambizione che la società tu gli porti, se sono quelli gli obiettivi vengono rispettati, ben vengono. Sì, pian piano. Spero allora, che... un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie. E come ho fatto con Santino Torre nella prima parte, io faccio un invito ufficiale anche alla tua società, perché nella parte finale della stagione televisiva inviteremo il settore giovanile, in modo che così insomma daremo modo anche ai ragazzini di vivere l'emozione della trasmissione televisiva e poi anche insomma per pubblicizzare e promuovere il calcio giovanile. Grazie dell'invito. Grazie ad Alfio Cocivera. Simone, ti abbiamo incensato tantissimo, insomma è stata una piacevole sorpresa anche questo tuo impatto televisivo, ma da grande cosa vorrai fare? Il direttore sportivo oppure fare solo il calciatore? No, il direttore sportivo lo lascio a papà, io preferisco giocare. Preferisci giocare? Sì. Senti, c'è un grande sogno nel cassetto? Dai, sicuramente c'è, sei un giovanissimo. Ma il sogno del cassetto comunque è arrivare il più lontano possibile. Poi ci metto tutti i mezzi, poi dove arrivo alla fine metto un punto e dico ho fatto fino a qua e va bene. Non lo dovrei dire io, ma lo dirà sicuramente anche tuo papà, ma nel frattempo la scuola prosegue in maniera determinata, no? Infatti mi aspettavo, diceva sì, sai, il mio sogno nel cassetto è conseguire la laurea così non sento più papà e non mi rompe più le scatole. Ah sì? Bene, ok. No, però prima ha detto che vuole fare il calciatore e poi insomma ci metterà tutta la sua buona volontà per emergere. Se un giocatore laureato è bello. Ah beh, certo, ci mancherebbe, se è laureato ben venga pure. Allora in bocca al lupo anche a Simone Palma, complimenti e buon proseguo di stagione e ti aspetterà una partita importantissima domenica prossima. Se giocherai o non giocherai non lo sappiamo, però sono sicuro che anche 5 minuti, se entri con quella grinta con la quale sei insomma entrato ogni volta che ti abbiamo visto, siamo contenti. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. E saluto anche colui che ci ha tenuto compagnia per tutta la puntata, un amico di Penalty da tanto tempo, Santo Palma, con la promessa insomma di vederti più rilassato, perché sei primo in classifica, sei in semifinale di Coppa, però è come se insomma la cosa bella deve ancora arrivare. Sono d'accordo, deve ancora arrivare, però insomma godetevi anche questa bella posizione in classifica, questo momento positivo della società. Beh sì, questo sì, dico la verità. Ancora non abbiamo vinto nulla, quindi sì, mi godo il momento, questo bello scontro diretto di ieri, abbiamo battuto l'Enna, abbiamo battuto la seconda, la terza sì, ok, però ancora al momento non c'ho nulla in mano, quindi dopo 8 mesi di durissimo lavoro voglio che le cose mi rimangano in mano. Quindi parlare di programmazione anche per la prossima stagione è impossibile con te adesso. Ma non si può programmare la prossima stagione se non si finisce questa, voglio finire questa nel migliore dei modi possibili, questa è una stagione che voglio finire a metà maggio in finale di Coppa Italia, avendo centrato una promessa che ho fatto al mio presidente, che è quella di centrare tutti gli obiettivi che avevamo quest'anno. Bene, allora un in bocca al lupo a Santo Palma. A questo punto, insomma, buon proseguo di stagione, perché non hai ancora raggiunto nessun obiettivo, come hai detto bene. Assolutamente. Grazie amici di Penalty, alla prossima. Grazie a Santo Palma. Allora noi ci congediamo da voi, vi voglio ricordare come al solito delle cose molto importanti riguardanti il programma che seguirà la trasmissione Penalty, ovvero la storia della Champions League. Oggi a partire dalle 20 ci sarà la terza puntata. Vi voglio ricordare che saremo in replica domani sera, domenica
sera, cioè lunedì sera a partire dalle 23:30 sempre su Gold 78 e poi in replica anche il martedì sera a partire dalle 20:30 sul canale 114 di Persona TV. A tal proposito ringrazio anche l'editore Mirko Leonardi di Prima TV. Che dire, vi auguro chiaramente il buon proseguo, vi do appuntamento alla prossima settimana puntuali alle 18:30 sul canale 78 di Gold 78. Chiaramente ringrazio in regia Andrea Salerno con la collaborazione di Carmelo Sant'Angelo e anche naturalmente il coordinamento tecnico di Roberto Di Marco. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima settimana.